Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Caceto Manzano chiude vittorioso questo inizio di stagione 2023-2024 superando tra le mura amiche per 5-3 Padova. È stata una partita di certo non per deboli di cuore. Primi 10 minuti di marca strettamente patavina con la formazione della Città del Santo in avanti di 3 gol dopo appena 10 minuti di gioco. Poi nella seconda parte del primo tempo qualcosa è cambiato, è uscita la voglia, la grinta da parte della formazione manzanese che ha raggiunto il 3-3 e poi in delizia, come si dice in questi casi, ha segnato i 2 gol fondamentali per muovere la classifica e soprattutto portare a casa una grande partita. Andiamo a sentire le parole di mister Asquini raccolte proprio al termine del match. Un raggiante Gianluca Asquini dopo questa bella vittoria in rimonta, soprattutto una vera e propria prova di carattere della sua squadra. Sì, sicuramente abbiamo dimostrato tanto carattere, anche un'ottima preparazione. La squadra si è espressa molto bene, diciamo, per metà del primo tempo e anche tutto il secondo tempo. Sono veramente felice perché abbiamo dimostrato di poterci giocare le partite, insomma, con tutte le squadre. Come ha sottolineato lei, i primi 10 minuti sono stati nettamente di marca padovana, poi c'è stata la svolta, no? Sì, abbiamo un po' cambiato il modo di giocare, abbiamo un po' alzato, abbiamo cercato di essere un po' più aggressivi, abbiamo difeso sicuramente molto meglio, lì c'è stata la svolta, poi il primo gol ci ha dato là proprio alla rimonta, bellissima, insomma. Senta, per concludere, possiamo dire che questa è la partita della svolta magari di un altro campionato per quanto riguarda questa stagione? Sì, sicuramente è una svolta perché praticamente mi sembra che abbiamo preso alcune squadre, ritorniamo nel gruppo che è in lotta, insomma, per non retrocedere, per cui sicuramente a livello di classifica sì, però noi è già da almeno 2 partite che abbiamo ripreso a giocare, le prestazioni sono sempre molto positive, quindi diciamo che è vero, a livello di classifica è vero la svolta, però abbiamo già iniziato molto prima la rimonta, la rimonta in classifica, adesso insomma lavoriamo, ma c'è tanto entusiasmo, c'è tanto voglia di fare, cercheremo veramente di fare molto bene. Sì. Complimenti e buone feste. Grazie, auguri buon Natale a tutti. Grazie.